patrem gloriario portet, in croce il nome dei nostri Gesù Cristo. Così cantavamo ieri sera nella messa insieme a Domini nell'introito, all'inizio della messa. Noi invece ci gloriamo nella croce di nostro Signore Gesù Cristo. In Lui abbiamo la salvezza. E questa sera ciò che abbiamo cantato all'inizio della messa del Giovedì Santo è visivamente realtà. Noi ci gloriamo nella croce di nostro Signore Gesù Cristo. Per questo nel cuore della liturgia della Passione c'è il bacio del crocifisso, non il bacio della croce, il bacio di Gesù crocifisso. La liturgia non prevederebbe la predica questa sera, ma la grande tradizione dei popoli latini ha sempre previsto l'esortazione commossa, sentita, a compiere questo gesto del bacio di Gesù crocifisso con profonda fede, con profondo amore, con una grande supplica al Signore. Tutto di questi 3 giorni era chiuso dalla croce di Cristo, non dalla resurrezione. Stiamo facendo la Pasqua del Signore, siamo nel triduo pasquale, ma al centro del triduo pasquale c'è la croce di Cristo, perché noi siamo salvati dalla sua croce, dalla sua passione e morte, dalle sue piaghe che siamo stati guariti, dal suo fianco squarciato, dal suo sangue e dalla sua acqua versata. Noi, ogni anno, il mondo intero è salvato da Cristo crocifisso. Certo, facendo la Pasqua noi festeggiamo la risurrezione, ma la risurrezione è l'esito vittorioso. Domani sera canteremo nel pregonio pasquale la risurrezione di Cristo. La vittoria di Cristo è la risurrezione. Questa vittoria è per noi, ma questa vittoria è entrata nella nostra vita tramite la croce del Signore, tramite il Signore morto per noi. Noi invece ci gloriamo della croce di Cristo, che per noi è salvezza, unica salvezza. Ave cruz spes unica, salve o croce, unica speranza. In questi giorni, nel breviario, nei mattutini, ci sono pagine bellissime dei padri della Chiesa, e in particolare in questa settimana santa parla Sant'Agostino, e in una sua opera che vorrei leggervi, di cui vorrei leggervi una riga, una sua opera, il commento ai Salmi, parlando a coloro che non credono in Cristo, agli eretici che l'hanno abbandonato, a coloro che non vogliono domandare la grazia del Signore. Sant'Agostino scrive così: osserva, o tu che non credi, che non puoi credere, osserva almeno la gloria della sua croce.
Abbiamo visto delle veglie delle Palme. La Domenica delle Palme è la seconda domenica di Pasqua. Si canta il passo, quello di San Matteo, come venerdì santo si canta quello di San Giovanni. Hanno fatto festa in giro i nostri giorni. Poi hanno messo una croce a fianco, quella era una scusa. Ma di Cristo crocifisso nessuno ha parlato. Nessuno ha versato una lacrima. Nessuno ha lanciato un grido di preghiera. Sant'Agostino si rivolge ai non credenti, agli eretici forse anche, che qualche volta possono per grazia comprendere di più che i cristiani accomodati e tranquilli, che non credono più pensando di credere. E Sant'Agostino dice: osserva almeno la gloria della sua croce. Poi lui diceva delle parole che a me hanno turbato. Lì nel IV secolo Sant'Agostino ha visto un periodo terribile nel crollo dell'impero romano, ma la fede era forte, e dice l'opera della Chiesa era forte, e dice osserva la gloria della sua croce, è ormai stampata anche sulla fronte dei re, quella croce che i nemici insultavano, perché i re si erano convertiti, perché i re erano diventati cristiani, perché coloro che comandavano si inginocchiavano di fronte alla croce di Cristo. Quali venerdì santi dovremmo fare noi in un mondo che una volta cristiano oggi non ha più stampata la croce di Cristo? Che terribile è il calvario che dobbiamo fare insieme con il Signore, con tutta la Chiesa, in questo tempo in cui troppi rifiutano la croce del Signore. Sant'Agostino diceva: ormai stampata sulla fronte dei re. Oggi chi governa, anche se nascostamente cristiano, pubblicamente non lo deve dire, perché così si comanda su tutti. Che grande caro, così perderanno ogni regno crollerà, ogni società crollerà, perché non ci doloriamo più della croce di Cristo. Ma questo è terribile, e che questa vergogna della croce di Cristo entra potentemente nella Chiesa come inganno del demonio e distrugge. Si parla della resurrezione e non si parla più delle piaghe del Signore. Allora, fratelli, in questa sera santa del venerdì santo, il Signore domanda a me, a ciascuno di voi, di non abbandonare. Noi abbiamo meditato con il canto della passione sulle terribili sofferenze del Signore, ma la più grande sofferenza è la solitudine di Gesù Cristo. Dio Onnipotente non ha bisogno di noi, ma facendosi uomo ha accettato di bere il calice della sofferenza totale, e la sofferenza totale è solitudine, è l'incomprensione, è il rifiuto degli uomini. Allora in questo venerdì santo il Signore ci dice: vuoi restare con me? Vuoi almeno tu non abbandonarmi? Vuoi almeno tu non vergognarti delle mie chiavi, della mia croce? E questa domanda che il Signore fa a ciascuno di noi è una domanda anche per la sua Chiesa, che vive oggi, la Chiesa che veramente ha fede nella croce di Cristo, vive una grande solitudine in mezzo al mondo che non crede più. Questa compagnia che dobbiamo fare al Signore Gesù, abbandonato e rifiutato per la nostra salvezza, diventa anche un non lasciare la Chiesa. Dice il Signore questa sera a noi: vuoi amare la mia sposa? Vuoi amare la tua madre, la Santa Chiesa? Vuoi amare il mio corpo mistico, piagato come me, al Calvario come me, abbandonato come me?
Andiamo alla grazia allora di stare con il Signore sempre e rinnoviamo questa preghiera baciando le sue piaghe. Sia lodato Gesù.